Oggi sabato 11 giugno ricorre l'anniversario della morte di Enrico Berlinguer. Ascoltiamo in proposito il professor Enzo Di Natali. 11 giugno 1984, 11 giugno 2022. Ricorre oggi l'anniversario della morte del leader segretario nazionale storico del Partito Comunista, Enrico Berlinguer, la cui attività politica assunse un rilievo particolare anche per la provincia di Agrigento. Il professor Enzo Di Natali, coordinatore del Centro di Bioetica, Evangelium Vitae. Ricordare Enrico Berlinguer significa ricordare l'evoluzione che il Partito Comunista Italiano ha avuto proprio con il segretario Berlinguer. Berlinguer, che si rifaceva al pensiero di Gramsci, capì che l'Italia è un paese particolare dove c'era una forte presenza cattolica e allora se si voleva allargare la base del partito, se si voleva che il partito potesse giungere al potere, se si voleva che il partito avesse una nuova fase, bisognava anzitutto dialogare col mondo cattolico. Qui Berlinguer, la persona intelligente, rifacendosi al pensiero di Gramsci, supera quel dogmatismo che aveva regnato nel Partito Comunista con Togliatti e anche con Longo. Comprende che la strada per un nuovo socialismo non può essere né il modello sovietico né la forma socialdemocratica che noi avevamo conosciuto, perché i problemi della società liberale e capitalistica rimanevano. Così lui, nel nome della Realpolitik, incomincia a pensare un nuovo modello di impegno politico e nasce ad esempio il fenomeno dei cattocomunisti, dei cattolici che si aprono al Partito Comunista, del Partito Comunista che si apre anche ai cattolici, e qui nella provincia di Agrigento questo fenomeno si registrò contribuendo ad una evoluzione dello stesso Partito Comunista.